Parità al campo Roma nel big match della 10ª giornata del girone C, campionato Under 17 Elite tra Romulia e Vigor Perconti. Al gol dei padroni di casa nel primo tempo con Crispolo ha risposto Ardel su punizione nella ripresa, pari, utile ad entrambi, ma con Lodigiani che torna in vetta e ha chance di minifuga. Prima occasione per la Vigor Perconti, al minuto numero 16 Pro verticalizza per Fanciulli che non arriva con i tempi giusti sulla sfera. Ancora Blaugrana che fanno possesso e attaccano, al 19esimo dalla sinistra Pro si accentra, sfera per Ardel, quindi per Fanciulli, poi conclusione da fuori di Bondi, alta sopra la traversa. Romulia che inizia invece a farsi vedere al 23esimo, da rimessa laterale, colpo di testa ad uscire e tiro dalla distanza da parte di Galletti, deviazione su cui Jurgens vola e manda in corner. Dal successivo tiro dalla bandierina e Caviglia di testa su assist di Stigli a sfiorare il vantaggio. Vigor pericolosa anch'essa da calcio d'angolo alla mezz'ora, battuta corta per Pro, Coronas para a terra. Il vantaggio della Romulia si materializza al 41esimo, azione sulla destra e cross di Porcaro in area, Crispolo è perfetto di testa e batte Jurgens 1-0 per gli Amaranto Oro. Nella ripresa Vigor subito aggressiva, sono i padroni di casa a sfiorare il raddoppio dopo 9 minuti, contropiede con Crispolo a servire Lopardo, il quale manca il giusto contatto con la sfera di un soffio. Vigor che si fa vedere invece al 12esimo su punizione, Ardel batte direttamente in area e Corona spara in due tempi anche sulla successiva conclusione da parte dei Blaugrana. Al 24esimo a difesa aperta l'assist per Ardel invece arriva troppo tardi e il numero 11 Blaugrana finisce in offside. Pari che si materializza al 24esimo, punizione di Ardel dalla lunga distanza, Coronas non è perfetto tra i pali ed è 1-1 con la Vigor che rimette tutto quanto in equilibrio. Il finale vede la Romulia sfiorare il gol vittoria, palla in verticale per Barchiesi che tocca quanto basta con sfera che termina al lato di un nulla. Poi dopo 5 minuti di recupero il match termina qui, è 1-1 tra Romulia e Vigor Perconti.